oggi un incontro qui dei maestri del lavoro all'Istituto Fermi con tematiche sicuramente interessanti anche per il lavoro e per il futuro dei ragazzi. Sì, oggi siamo arrivati alla giornata conclusiva di questo percorso che abbiamo voluto, organizzato e anche coordinato con i maestri del lavoro. Questo percorso ha visto protagonisti tutte le classi quinte del nostro istituto e in questa occasione hanno potuto apprendere o comunque consolidare alcune delle loro competenze più importanti, che sono quelli dell'inserimento nel mondo del lavoro, perché la scuola è un pilastro fondamentale della nostra società, ma sicuramente in questa società le aziende hanno una parte determinante e quindi è importante che la scuola e le aziende si incontrino, e questo incontro che c'è oggi è un incontro effettivamente importante e virtuoso proprio per innescare questa sinergia tra la scuola e l'impresa. Che partecipano anche vari esperti del settore, insomma, c'erano altri ospiti. Sì, oggi in questo incontro, a parte il fatto che durante questi incontri c'è stata sempre la presenza veramente importante da parte dei maestri del lavoro, però oggi in questa circostanza interverranno anche dei relatori veramente importanti, quale il dottore Minio, il dottor Di Natale. I maestri del lavoro continuano questo loro tour nelle scuole per dare dei consigli ai ragazzi. Consigli e indicazioni molto pratiche per accrescere le competenze trasversali, perché quelle di base ci pensa la scuola, e per far avvicinare questi ragazzi al mondo del lavoro. Questo incontro finale, dopo i 5 che abbiamo già tenuto in questo istituto, servono appunto a fare incontrare la domanda e l'offerta di lavoro. Fra gli esperti oggi sono presenti i responsabili del Centro per l'Impiego, e quindi quale migliore opportunità per i ragazzi capire come si fa a inserirsi nel mondo del lavoro, il rappresentante provinciale dell'INPS, il dottore Segreto, il rappresentante dell'università e quindi il mondo della cultura per i ragazzi che decidono ad ampliare le loro conoscenze universitarie, nonché coordinatore di Sicindustria, il presidente del CNA, quindi tutti esperti del mondo del lavoro, per dare dei consigli pratici, attuabili ai ragazzi, per cercare di farli inserire laddove ci siano le possibilità i ragazzi stessi nel mondo territoriale, evitare quindi le fughe dei cosiddetti nostri migliori cervelli verso il nord Italia o verso l'estero. Il Centro per l'Impiego si pone come partner in questa lodevole iniziativa organizzata dai maestri del lavoro per supportarli attraverso quelli che sono gli strumenti che il Centro per l'Impiego offre ai giovani per l'inserimento nel mercato del lavoro. Gli strumenti che verranno presentati oggi sono i tirocini e il contratto di apprendistato, che oggi sempre più vengono utilizzati per consentire di consolidare competenze e favorire quello che è un ingresso consapevole dei giovani nel mercato del lavoro. Quindi consigliamo alle aziende anche di informarsi, no? Certo, le aziende possono utilizzare i nostri servizi di consulenza, possono venire al Centro per l'Impiego e usufruire dei nostri servizi di incontro domanda-offerta, e i giovani stessi possono iscriversi al Centro per l'Impiego già a partire dal 16° anno di età. Anche la CNA presente a questo incontro dei maestri del lavoro su scuola, economia e territorio per l'orientamento appunto al mondo del lavoro. Sì, anche noi vogliamo dare il contributo, ringraziamo i maestri del lavoro, il console provinciale Giuseppe Migliore per l'invito. Sono iniziative lodevoli, perché così possiamo parlare, interfacciarci con la platea dei giovani, perché è vero che senza la memoria non c'è futuro, ma senza un attento futuro, senza chi ha nelle mani il futuro e non dà la disponibilità, il passato e la memoria rischiano di sciogliersi come neve al sole. Quindi è importante che ci siano questi momenti di dialogo e di confronto con i giovani, con le nuove generazioni, perché si debba appunto lavorare perché si riduca
la distanza tra l'istruzione, la formazione e l'ingresso nel mondo del lavoro. La CNA, che è un'organizzazione datoriale, metterà a disposizione la propria struttura, le proprie aziende associate, perché mediante gli stage, i tirocini, mediante le diverse forme di percorsi di competenze trasversali e l'orientamento si possa arrivare appunto ad un momento di incontro tra il mondo del lavoro e il mondo della scuola, perché quello che manca oggi ed è un'emergenza grave è la manodopera specializzata. Molte aziende rischiano di chiudere o di limitare sensibilmente il ciclo produttivo perché manca la manodopera qualificata, e questo non ce lo possiamo permettere, altrimenti quello che è il nostro Made in Italy, quelle che sono le nostre aziende, rischiano di chiudere, quindi si annullerebbe un patrimonio importante che rappresenta il brand più qualificato rispetto a quello che ci riguarda e ci mette attorno il tessuto socio-economico.